piscia quadri quasi ridendo, scriveva Diego Mastelli. La donna è senza dubbio una luce, uno sguardo, un invito alla felicità, e talvolta un suono di una parola può bastare, ma è soprattutto un'armonia generale, non solo nel gesto e nel movimento delle membra, ma anche delle mussole, dei veli, degli ampi e cangianti lembi di stoffe in cui si avvolge, che sono gli attributi della sua divinità. Così scrive Charles Baudelaire. E Boldrini, nato a Ferrara il 31 dicembre del 1842, nel 71 scoprì le donne della Belle Époque, sensuali, frivole, gaudenti, e se la Ville Lumière ammirava danzatrici dalla vita d'ape strizzata in stecche di balena, abiti vaporosi di chiffon, l'attrazione fu fatale. Giovanni Boldrini pisciava quadri quasi ridendo, ossia in profusione, con sferzanti pennellate, trasformando donne nevrotiche, affaticate da una vita impazzita, tormentate dall'apparire luminose, folgoranti, sempre fate, dalle braccia allungate, colli e fianchi assottigliati, avvolte in sete fosforescenti, in prodigiose visioni irreali. Andiamo a guardare, iniziando con Olivia, una modella che dipinse quando ormai aveva 74 anni ed era pressoché cieco, sopracciglia nere, ad ali, ma capelli castani, sorriso consenziente, corpo esile, braccia allungate, così le mani. La sua sinistra è impreziosita da un diamante, il seno, a metà floreale, è coperto di fiori, l'altro è piccolo e temiamo sia un po' cadente, come i petali dei fiori recisi. Una proserpina sui campi elisi è Madame Michelam. Il ritratto l'ha ordinato. Ha lo stesso sorriso di Olivia, ma essendo la materia prima in età avanzata, il pittore agghinda il petto con medaglie e nastri floreali e, di resto, con un manto multistrato di seta. Madame Charles Marx, ripresa in passo di danza, con pennellate rapide ed approssimative almeno sull'abito. Giovanni realizza l'impossibile, il movimento statico. Trovata la tecnica, nel 1910, ossia 4 anni dopo, replica con Madame Doyen. Bello il volto, intensa l'espressione. Un sottile velo di seta trasparente le copre le spalle, poi il consueto ampio nastro floreale che non gradiamo, essendo simile a quelli che si pongono sulle bare, ma lei allora era still life. Collo allungato necessariamente per reggere 3 collane, ed una s'allunga sino al bacino e cinge il braccio e poi sparisce. Troppa fretta, maestro. Accorrevano da Londra per un ritratto. Lady Colin Campbell lo merita, senz'altro. Finalmente un ritratto come il faut. Boldrini non avrebbe potuto renderla più affascinante. L'ha solo spogliato un po' e poi fatta sorridere. Ne ha dipinte di tutti i colori, in tutte le posizioni, prevalentemente giovani e ricche, sorridenti, severe, pensierose, persino operose nel rammendo, e con questo applaudiamo. Prospettiva perfetta, sorprendente l'allungo oltre la finestra. Inverte l'ordine dei colori, caldi sul fondo, bianco vibrante in primo piano, ma
la volgente sedia in legno di betulla ci regala un sentimento di luminosa serenità. Quest'uomo che ci fissa con occhi azzurri, barba e capelli folti è Giuseppe Verdi. Il musicista, quando si vide, scrisse a Ricordi, il suo editore: per quanto sia rassomigliante e meritevole il lavoro, non mi sembra un ritratto serio. Questa è anche la nostra opinione, è quella del Boldrini, che dipingeva divertendosi seriamente.